Per noi credo sia molto importante il discorso dell'autonomia differenziata e su questo stiamo cercando di trovare assieme alla Regione anche i punti qualificanti per questo tipo di autonomia. Il Veneto ha chiesto un'ampia gamma di possibilità di autonomia. Io credo che dovremmo stare molto attenti che questa autonomia non diventi poi un altro Stato nello Stato, ma che sia un'autonomia che dà forza allo sviluppo, che dà forza alle imprese, che dà forza a un territorio che vuole essere al pari dei territori che abbiamo a confine, dei territori dei Länder sia tedeschi che austriaci che francesi importanti. E per far questo bisogna che si investa sulla nostra economia, sulla nostra impresa. Su questo credo che oltre che all'autonomia dobbiamo anche spingere perché la regione nostra cambi anche l'aspetto un po' di vedere il resto del territorio. Dobbiamo cercare di amministrare al meglio se arrivano nuove risorse, ma soprattutto le risorse che abbiamo adesso, se ci arrivano con l'autonomia, devono essere gestite in maniera diversa, in maniera meno burocratica, ma anche una grossa attenzione a mettere insieme il territorio. Io credo che il nostro territorio veneto, che è un territorio un po' simbolizzato dai campanili, no? Ci deve essere uno sforzo da parte della Regione per mettere insieme questi piccoli comuni, mettere insieme queste realtà per dare una risposta diversa al territorio, per cui una risposta diversa anche all'impresa. L'impresa del Veneto è una piccola impresa, un'impresa che è legata moltissimo al proprio territorio, per cui l'evoluzione del territorio incide fortemente sull'impresa e su questo credo che l'attenzione ci debba essere, per cui sia l'aspetto dell'autonomia ma sia anche l'aspetto di cambiamento di rotta da parte della Regione è importante per noi e per cui su questo noi cercheremo anche di esserci, dare una mano ma anche poter incidere su questo tipo di programmazione.